Sono Francesca Alberghina, ho 24 anni e sono super curiosa. Ho creato questo podcast per confrontarmi con donne dalle diverse realtà per trattare dei temi che possono interessare a tutti noi. Questo è il mio viaggio che voglio condividere con voi. La terza puntata di Donne inizia ora. Bentrovati, terza puntata del nostro podcast Donne. Andiamo subito a scoprire chi sarà la nostra ospite di questa giornata. Con noi Giulia Contu, dottoressa medico estetico specializzato in medicina estetica e non invasiva del volto. Bentrovata Giulia. Buongiorno. Ciao Giulia, come stai? Come stai tu? Benissimo. Io benissimo. No, anzi, non vedevo l'ora di fare questa chiacchierata perché avremo tantissimi temi da affrontare. Volevo però prima chiederti un po' qualcosa di te. Quindi Okay. chi è Giulia, da dove viene, da dove nasce e un po' del tuo percorso. Allora, io sono ogliastrina, vengo da un piccolo paese dell'Ogliastra che si chiama Il Bono. Mi sono trasferita a Cagliari per seguire l'università di medicina, quindi mi sono laureata a Cagliari. Ok, quindi avevi già la tua idea che volevi fare questo? Sì, assolutamente sì. È nato il mio desiderio sin da quando ero al liceo, ho preparato il test di medicina e sono entrata in medicina. Dopo la laurea ho intrapreso il percorso come medico del 118. Sì, questa cosa non la sapevo. No, è vero, questo non lo sapevo. Ma è andato tutto liscio, cioè tu hai fatto il test, difficilissimo, test di medicina passato. No, ho fatto per un anno un'altra facoltà e non ero passata per un punto, infatti ricordo la frustrazione estrema, dicevo, perché come è successo a tanti però, anche, infatti, sì, a tantissime persone, però mi ha fatto comprendere quanto fossi realmente motivata a diventare medico, quindi ripreparare il test, impegnarmi e poi riprovare ovviamente a rientrare in medicina. Poi niente, ho voluto entrare nel mondo del 118 perché avevo proprio il desiderio di in un certo senso fare una professione estremamente significativa, cioè incidere in maniera significativa nella vita delle persone. È stato un percorso estremamente arricchente, però ho sempre avuto il pallino della medicina estetica, cioè in un certo senso ho sempre voluto essere anche un medico estetico. Ho accettato questo desiderio, ho iniziato a lavorare anche duramente per formarmi come medico estetico, duramente perché purtroppo qui in Sardegna non ci sono delle scuole di medicina estetica, quindi la formazione è stata tutta condotta a Milano, a Bologna, a Roma, quindi fuori dalla Sardegna. E poi mi sono estremamente appassionata al mondo del filler labbra, che è diventato un po' la mia, se vogliamo, ultra specializzazione. E come hai scoperto questa passione? Cioè tu hai iniziato questo percorso di medicina estetica del volto, sì. E poi perché proprio il filler labbra? Allora, ti dico la verità, all'inizio ero estremamente diffidente. Ok. Nel senso che guardavo i lavori di filler labbra e dicevo, cavoli, non mi piacciono. E magari erano, capito, colleghi che facevano questo lavoro a 30 anni, dicevo, cavoli, se non riescono a fare loro un trattamento così complesso e dare un certo tipo di risultato, figurati se ci riesco io. Ciò che mi ha dato coraggio nel perseguire questa tecnica e volerla in un certo senso rendere mia, è stata aprirmi al mondo internazionale, quindi comprendere che ci fossero delle tecniche che potevo imparare fuori dall'Italia. Quindi io ho condotto 2 master in Croazia, un master in Polonia e da lì ho iniziato a padroneggiare una tipologia di tecnica che realmente mi piacesse. Quindi ho iniziato a lavorare su delle pazienti fidatissime, su parenti, su amici, fin tanto che veramente ho avuto una casistica molto ampia e a quel punto ho iniziato a proporlo anche alle mie pazienti. Quindi a un certo punto, quando ho compreso che fosse possibile riuscire a dare un risultato naturale, undetectable, allora a quel punto è diventata una fissazione, c'è stato proprio una tunnel vision su quella tecnica. Ma scusa la domanda, ma in questo lavoro, cioè tu ti puoi esercitare in dei manichini?
Cioè, come ti esercitavi? Solo su persone fidate o c'è anche la possibilità di... Da lì la necessità di fare master fuori, perché in Italia è difficilissimo riuscire a trovare delle masterclass in cui ti possa esercitare su tante pazienti. Quindi io ho eseguito questi master in Croazia in cui avevo decine di pazienti su cui allenarmi, tra virgolette. Poi ovviamente tantissimo fa la qualità del docente, quanto lui ti segua durante il percorso di formazione e ti stia a fianco, perché si parla di una precisione che è inferiore al millimetro, quindi è estremamente faticoso anche per il docente riuscire a seguirti in un certo modo. Certo, no, sì. Infatti, cioè, quindi direttamente proprio sulle persone, sì. Non avevate... Cioè, sì, ovviamente prima si studia la tecnica iniettiva e poi però agisci direttamente sulla persona. Sì. Quindi che ansia. Cioè, che facevi? Infatti è difficile mettersi in gioco in una tecnica che comunque secondo me è una delle più, passami il termine, raffinate, in cui è necessaria una manualità particolare. È una perfezione assurda. Poi io in totale autonomia mi sono acquistato un manichino e io ricordo ore e ore che ero a volte tipo alle 3 del mattino che iniettiavo sul manichino, non tanto per acquisire, come posso dire, proprio per la mano, no? Per la manualità, per acquisire la serenità, perché anche quando esegui il trattamento di filler labbra, per poterlo eseguire in un determinato modo devi essere in un focus mentale particolare, cioè devi cancellare il mondo esterno, isolarti completamente, lavorare con lentezza, quindi non puoi essere frenetica, non puoi essere sbrigativa. È una sorta di rigore mentale in cui devi entrare, in cui anche dal punto di vista ottico non ti puoi permettere imprecisioni, quindi devi essere centrata, rilassata, mai lavorare di fretta e in un certo senso al tempo stesso devi anche rassicurare la paziente durante il trattamento, quindi non ci sei solo tu ovviamente nella stanza, quindi il percorso del trattamento di filler labbra è spesso un percorso a tappe, in cui io anche spiego alle miei pazienti che all'inizio dobbiamo raggiungere prima il risultato più naturale possibile, gli do lo specchio in mano e sono loro a decidere: Giulia, andiamo avanti o ci fermiamo qua. Questo è di solito l'iter, quindi è tanta tecnica, tanto focus, ma anche tanta interazione con la paziente. A proposito di paziente, volevo che mi parlassi un po' del rapporto al giorno d'oggi, appunto, tra paziente e medico, cioè tra paziente e medicina estetica. Cosa ti richiedono? Qual è il trattamento che ti richiedono di più e perché? Allora, questa è una domanda apparentemente semplice, ma in realtà estremamente complessa, nel senso che la paziente tipo della medicina estetica entra impaurita in uno studio di medicina estetica. Entra che è piena di insicurezze, ha paura di trasformarsi perché c'è questa sorta di idea della medicina estetica che è qualcosa che ti trasformi, che ti cambi. La paziente tipo mette tanto le mani avanti, ok? Ho paura di uscire innaturale, che non mi riconosca. Quindi da questo punto di vista il mio lavoro è di rassicurazione, ok? In primis. Poi sicuramente da me tendono ad arrivare, per via del mio target, delle pazienti che comunque ricercano un risultato naturale. Quindi io mi confronto tanto con queste paure, perché è difficile che mi arrivi una paziente che mi chieda di essere stravolta. Okay. Io. Vabbè, casi rari. Casi rari, non comuni. Quindi diciamo che tendenzialmente la realtà con cui io mi confronto maggiormente sono persone che sono in realtà estremamente orientate, hanno un rapporto sano nei confronti della loro immagine, vogliono solo sentirsi al meglio, vogliono riacquisire autostima, vogliono guardarsi allo specchio e sentirsi più riposate. Questa è la richiesta principale che la paziente tipo mi fa. E quindi dopo i 40 tendenzialmente mi vedo stanca, voglio vedermi più riposata, meno segnata, tornare alla freschezza che avevo prima. Nella paziente giovane tendenzialmente invece si ricerca l'aumento volumetrico delle labbra, la correzione del naso, del mento, quindi più cambiamenti di natura morfologica, ecco. E quando una paziente di 40 anni, poco più, è indecisa su quale trattamento fare, qual è quello che appunto consigli maggiormente? Allora, io investo tanto sulla qualità della pelle in primis.
Quindi biorivitalizzazione. Sì, si va dai peeling, biorivitalizzazioni, anche tossina botulinica. Capita che le pazienti abbiano delle diffidenze nei confronti di determinati trattamenti. Per esempio siano estremamente diffidenti nei confronti della tossina e quindi optiamo per un'altra tipologia di trattamento. Anche in questo caso è una crescita, io confermo alle mie pazienti che è un percorso, quindi magari partiamo dal trattamento con cui tu ti senta più a tuo agio e poi con il tempo, come prendiamo confidenza, ci avviciniamo anche a altre tecniche, però siamo sempre nella medicina estetica non invasiva. Certo. Sì. Per quanto riguarda appunto il botulino, esattamente che cos'è? È un neuromodulatore. Quindi fondamentalmente agisce a livello sinaptico rilassando il muscolo target e in un certo senso rieducando il muscolo che è in uno stato di ipertono, quindi è ipercontratto e da lì nasce la ruga, ok? Quindi noi riportiamo uno stato di rilassamento il muscolo. La cosa più bella della tossina botulinica è che in realtà rimuova delle espressioni negative dal viso della persona. Una classica espressione negativa che le pazienti mi riferiscono è: dottoressa, io ho sempre queste rughe al centro delle sopracciglia, cosa sono? Perché ci sono? Sembro sempre arrabbiata. Sì, che a volte parte così, no? La contrazione, anche se magari stanno pensando, stanno dicendo un pensiero felice, però si ritrovano aggrottate. Okay. Quindi spesso e volentieri la tossina botulinica viene vista come un trattamento paralizzante, trasformante. In realtà è un trattamento che ripristina un'espressività positiva che in un certo senso rispecchia più il carattere di quella persona. Ed è vero che bisogna farlo per sempre perché quando finisce l'effetto poi sei peggio di prima? No. Assolutamente questo effetto rebound, ecco, questa è una cosa che mi chiedono tantissimo le mie pazienti: ma se iniziassi ora, che cosa succede poi tra qualche anno? Diventa peggio se poi interrompo i trattamenti? Questa è una paura molto comune. No, assolutamente no, soprattutto per trattamenti peeling e biorivitalizzazione, dove andiamo a indurre la produzione di collagene, di elastina, facciamo un lavoro sull'idratazione della pelle, in realtà creiamo un credito. Cioè creiamo un rallentamento dell'invecchiamento cutaneo, per cui anche se la paziente decidesse di interrompere i trattamenti, tutto che di guadagnato, ok? Mm-hmm. Quindi assolutamente nessun effetto rebound. Per quanto riguarda la tossina botulinica, è un neuromodulatore che agisce per un tot di mesi e poi si estingue l'azione. Sicuramente bisogna affidarsi a un medico che possa gestire anche il desiderio di un trattamento eccessivamente frequente. Io a volte dissuado le mie pazienti da reagire troppo precocemente, quindi rispettare i protocolli. Quindi tanto sta anche in questo, cioè educare la paziente e guidarla nel non esagerare. Ok, lì a quel punto possiamo incorrere in problemi. Botox preventivo, cosa ne pensi? Malissimo. Da abolire. Sì. Dai, arriva una ragazza di 20 anni, 22, no. Anche 24. No, non arrivo esiste. Io, me lo fai? No. Perché? Perché la tossina botulinica ha un senso quando il muscolo è in uno stato di ipercontrazione, ok? E quindi a quel punto andiamo a rilassarlo. Non ha senso andare a rilassare un muscolo già rilassato, ok? Quindi in questo caso non sarebbe prevenzione? No, quindi facciamo prevenzione in un altro modo, quindi lavoriamo sulla qualità della pelle, facciamo dei peeling, delle biorivitalizzazioni, dei trattamenti che vadano a migliorare qualitativamente la cute. Io ho pazienti giovanissime che decidono di lavorare, investire sul proprio patrimonio cutaneo in un certo modo. Certi trattamenti ce li riserviamo quando è più opportuno utilizzarli, quando c'è indicazione. Quindi un po' di calma, tanto la vita c'è tempo, no? Per invecchiare. Sì. Invece cosa ne pensi delle influencer, del ruolo dei social, di tramandare stereotipi, un effetto delle bellezze che sono eccessive o comunque degli standard proprio di bellezze? Questo è un problema. Cioè te lo devo dire in totale sincerità e anche con preoccupazione, perché lo vedo tantissimo nelle giovanissime. Nelle pazienti magari over 40, 45 no, questa influenza non la sento, però nelle pazienti giovanissime sì. Gli standard di perfezione, ma non soltanto dal punto di vista estetico, anche in qualità della vita, cioè ricercano una perfezione estetica in tutto, quindi sì, è un forte elemento di preoccupazione. Infatti cerco anche sempre di dargli una prospettiva diversa, più che altro di apprezzamento dell'unicità, che ogni tanto percepisco che viene a mancare, quindi il mio lavoro è di
mettere proprio anche la foto della persona davanti agli occhi e dirle: guarda che occhi meravigliosi che hai, guarda che il profilo stupendo che hai. Non ci concentriamo troppo su questo aspetto, sì, ci lavoreremo, però guardati nell'insieme, e questo secondo me è fondamentale, cioè non si può progredire in un rapporto di cura e di presa in carico del paziente senza dargli una prospettiva generale del suo volto, soprattutto se la paziente è particolarmente severa nei confronti della propria immagine. E questo capita? Cioè, ti è mai capitato una ragazza, una donna in questo caso, che ti chiedesse delle cose che tu non puoi fare o che andassero contro il tuo lavoro? Esempio. Sì. Esempio di cosa ti ha richiesto? Mi sono capitati diversi episodi che effettivamente mi mettono un po' in difficoltà, soprattutto quando oggettivamente magari la paziente è anche molto bella, però lei non si vede bella, si vede orribile, cioè a volte vengono utilizzati dei termini drammatici, cioè la paziente viene messa di fronte a uno specchio e addirittura rifiuta la propria immagine, quindi lì diciamo che la medicina estetica anzi inizia a diventare un terreno friabile, diventa quasi una chimera. Quindi io cerco sempre di promuovere nelle mie pazienti un'identità positiva e cerco assolutamente di non rafforzare delle visioni eccessivamente negative della propria immagine, perché anche durante il corso della consulenza sono delle sabbie mobili, perché io devo cercare anche di correggere quello che è un difetto percepito da parte della paziente, stare attenta a guidarla nella direzione giusta di una correzione corretta, senza creare nuovi patemi, cioè senza creare nuove insicurezze. E questo è molto difficile, perché a volte nell'armonizzazione di un volto la paziente certe cose del proprio volto non le ha ancora metabolizzate, non le ha ancora percepite, quindi da questo punto di vista è proprio un terreno friabile. Però sì, mi capita di essere eccessivamente spinta. Io da questo punto di vista sono però irremovibile, nel senso che e questa è anche una forza del tuo lavoro, no? Cioè le persone ti scelgono proprio perché tu trasmetti questo, tu trasmetti un lavoro naturale, un lavoro che non stravolga ma che aumenti la bellezza della persona, no? Sì, assolutamente sì, cerco di farlo con la massima dolcezza. Alle volte è anche necessario un po' ricorrere all'ironia, cerco di spronare la paziente, però comprendo quanto derivi da un mondo interiore molto fragile, quindi ci cammino il più possibile a punta di piedi, ecco, su queste cose. Ti è mai capitato di avere a che fare con delle pazienti o consigliare addirittura delle pazienti dei percorsi psicologici prima di rivolgersi a te, quindi a un medico estetico, quindi capire che c'erano delle mancanze che derivavano da qualcosa di molto più profondo, come in questo caso, che magari tu non potevi? Anche qui terreno iperfriabile, sì, mi è capitato. Cerco di farlo dire alla paziente, quindi le pongo delle domande che le suscitino una riflessione interiore, più nella modalità: che cosa ne pensi se hai mai riflettuto su questo aspetto? Non vado mai dritta al dovresti seguire un percorso di psicoterapia, ma cerco di provare a suscitare in lei il desiderio, le pianto un semino, mettiamola così. Riflettere, no? Sì. Ecco. Sì. Tale che torna a casa e dice forse ha sempre portato per un riscontro positivo questo approccio, nel senso che mi sono resa conto che piantare il semino è molto più efficace dell'andare a caterpillar sul dovresti invece lavorare su questo. Assolutamente. Riferimento a questo, alle pazienti, a tutto il tuo mondo, quanto è soddisfacente il tuo lavoro dal punto di vista emotivo? Mamma mia, tantissimo. Allora, io lo dico senza proprio filtri, io sono follemente innamorata del mio lavoro, sono estremamente grata di lavorare come medico estetico, perché testimonio tanti percorsi di vita diversi. Per me le pazienti sono una costante fonte di arricchimento, perché ti ritrovi magari di fronte a una paziente soddisfatta, carica, energica, allora a quel punto vai a a facilitare ulteriormente quel sentimento, quindi sei partecipe degli eventi positivi. Ci capita spessissimo di commuoverci durante un trattamento, perché ci
parliamo e siamo felici, così come anche mi rendono partecipe di momenti di estrema debolezza, di stress psicofisico molto importante. Arrivano pazienti che magari hanno vissuto un lutto, quindi mi rendo conto di quanto il rapporto con me possa essere per loro di supporto, perché incontrano in me una persona che ha il desiderio di farle stare bene, e quindi questa è la chiave. Poi proprio l'altro giorno riflettevo su il regalo che le pazienti mi abbiano fatto, che è stato quello di farmi scoprire un mondo interiore mio che io non conoscevo. Che sarebbe? Già dall'inizio della mia pratica clinica ricorreva questa parola, che è la tenerezza e la dolcezza che ero in grado di trasmettergli. All'inizio, nel senso, la prendevo come un complimento, no, però non mi entrava sotto pelle, no? Cioè lo percepivo come una carineria, una cosa bella da dire. Poi piano piano, come ho continuato il mio percorso come professionista, in un certo senso mi hanno fatto identificare, mi hanno fatto scoprire che veramente sia una caratteristica che mi appartenga, che faccia parte di me. Quindi questo è stato un regalo meraviglioso, perché adesso ne sono anche più consapevole e quindi l'applico e me ne rendo conto che l'applico anche nella mia vita personale senza rendermene conto. Quindi ha un po' cambiato la visione anche di te stessa. Sì. Cioè, come la vedi Giulia adesso e come era Giulia prima? Sì, ha completamente esatto. Modificato. Completamente, hanno fatto scoprire in me delle risorse che io non sapevo di avere, che mi hanno anche, tra virgolette, passami il termine, reso speciali i miei occhi. E quindi questo è il regalo più grande. È come stato avere una piccola caverna dentro di me, che loro piano piano con uno scalpello mi hanno fatto arrivare una sorgente interiore che io non conoscevo. E questa parte ovviamente ti piace di più. Sì, assolutamente. A proposito di dolcezza, tenerezza, io conosco il tuo team e ti volevo chiedere che questa è una cosa che un po' corrisponde anche al tuo team. Ecco, quanto se è stato difficile, o anzi è stato difficile trovare un team adatto a te, adatto al tuo mondo, al tuo modo di lavorare? Dimmi un po'. Sì, allora ho trovato nel mio percorso di costruzione del mio team delle persone meravigliose, che tuttora penso con grande affetto. Diciamo che io mi rendo conto, molto anche esigente, nel senso, per me la paziente è la protagonista numero uno della mia vita, tutto deve girare intorno al paziente, dobbiamo essere dei professionisti il più possibile perfetti per la paziente, quindi mi rendo conto di voler creare una sorta di ambiente ideale. E quindi anche conseguentemente la creazione di un team di un certo tipo è stata un lavoro. Ora attualmente sono estremamente felice e contenta di lavorare con delle persone straordinarie che stimo dal profondo del mio cuore, ma proprio dal punto di vista anche umano, non solo professionale. Sì. Siete quindi un gruppo legato non affiatato, solo da lavoro, ma anche da altro, no? Sì, io me ne rendo conto anche quando magari ci sono degli eventi per me lavorativi importanti, come è stato per esempio vincere l'RH Master. Da pochissimo, giusto? Come? Da pochissimo. Sì, è successo a ottobre, se non sbaglio. Sia Giada che Alessandra mi hanno scritto un bigliettino personalizzato, si sono messi a piangere con me, Marcello è venuto con me, mi ha accompagnato, ci ha tenuto ad esserci proprio per applaudirmi. Li sento molto partecipi, cioè non è il nostro successo che è importante anche per le nostre segretarie, loro lo identificano come il loro successo. Quindi ne vanno fiere. Sì. Credo che non ci sia niente di più bello di vedere i propri dipendenti che lavorano per la tua azienda come se fosse la loro, no? Sì, hai proprio colpito nel segno, tant'è che anche è una grande soddisfazione vederle nelle recensioni, cioè vengono nominate per nome. Sì. Ovviamente anche Marcello, che il collega, ovviamente riceve una marea di recensioni positive. Adesso è entrata anche una nuova ragazza nel team, giusto? Sì, abbiamo la cosmetologa. Ok, da poco è entrata. Sì, la nostra Federica, sì, che è meravigliosa. E appunto è stato facile per te trovare questi compagni, o hai avuto un po' di selezione nel corso degli anni? Tu hai aperto lo studio quanti anni fa? Nel 2021. Nel 2021, quindi... Io ho sempre voluto
dovuto trovare un altro collaboratore, un altro medico con cui lavorare, perché comunque l'ultraspecializzazione ti spinge anche in termini di tempo e di energia a dedicarti a quello. Okay. E quindi volevo che le mie pazienti avessero un altro medico che fosse ultraspecializzato in dei trattamenti che mi richiedevano, quali appunto il rinofiller, il fillamento, il profilo mandibolare. È stata una ricerca assidua e quando ho trovato Marcello non ho avuto dubbi. Nel senso che si è creata da subito una sintonia e un trasporto unico. È stato, ti dico la verità, una scelta razionale ma anche un po' di pancia, ecco. Come l'hai conosciuto Marcello? Allora, ironicamente, mi ha aggiunto lui sui social media. Ok, classico al giorno. Oh, ormai mi aspettavo una storia più romanzata, no? No, va bene. Ma No? ci potevi fare qualcosa di meglio. No, dai. E io ero alla ricerca di questa figura, quindi avevo visto la sua pagina e avevo capito che fosse un precisino come me. E quindi già quello mi aveva un po' guidato nei suoi confronti. Abbiamo parlato, ci siamo fatti una chiacchierata di un'ora, quasi come se fossero degli innamorati lavorativi. Siamo entrati in sintonia e da lì Non hai avuto più dubbi? No. Torniamo invece a noi e ai tuoi trattamenti. Sì. Volevo chiederti come può capire una persona se il trattamento da fare è quello giusto all'inizio di un percorso con te e soprattutto se ci sono degli effetti collaterali in questi tuoi trattamenti, cosa sono? Certo, allora è fondamentale la consulenza, quindi la paziente non sceglie il trattamento da sola, viene sempre eseguita una consulenza dove si analizza che ci sia indicazione al trattamento e durante il corso della consulenza vengono spiegati i possibili eventi avversi, che cosa comporti quel trattamento, la durata del trattamento, quindi viene tutto spiegato nel dettaglio. Magari arrivano pazienti alla mia attenzione che abbiano un'idea di un certo tipo e poi durante il corso della consulenza si cambi completamente. Quindi no, non sta alla paziente la decisione, cioè la paziente viene più con magari un desiderio generale di voglio vedermi il viso più riposato, vorrei rimuovere le rughe, vorrei un aumento volumetrico del labbro e poi da lì viene guidata, ecco. E come affronti le aspettative delle tue pazienti? Ti è mai capitato che qualcuna non fosse soddisfatta perché magari aveva delle aspettative, sai, medicina estetica? Sì. Come affronti in questi casi? Tanto la fa la consulenza, quindi far comprendere alla paziente che in alcuni casi si arriva al target, magari già dal primo trattamento, in alcuni casi può essere un percorso ed è qualcosa che non è possibile conoscere a priori. Quindi noi eseguiamo dei trattamenti evidence-based che sappiamo che hanno delle fortissime evidenze scientifiche di provata efficacia, però poi la risposta individuale è la risposta individuale. Ti faccio un esempio, nel trattamento di filler labbra quant'è la voluminizzazione ottenibile dipende da tantissimi fattori, dipende dalla dimensione in sé del vermiglio, dall'elasticità del labbro, dal tono del muscolo orbicolare, dipende dal metabolismo della paziente, dipende dal filler utilizzato. Quindi io in ciò che io posso controllare ovviamente do il meglio di me, però poi c'è la persona che riceve il trattamento e c'è un'ampia variabilità, ecco, da questo punto di vista. Qui la comunicazione. Cioè La comunicazione e la trasparenza, che sì, è la chiave. E invece tu stessa ti sottoponi a trattamenti estetici? Domanda, perché? Sì. E se sì, quali sono i tuoi preferiti? Dimmi un po'. Quali sono i miei preferiti? Oddio. Allora. Cioè te li fai da sola? No. Dipende. Verità? Allora, se è un trattamento peeling me lo posso tranquillamente fare da sola. Okay. Trattamenti che richiedono un'estrema precisione, a mio avviso, come tossina botulinica, filler labbra, non li puoi eseguire, non te li puoi autoeseguire. Impossibile, cioè perlomeno per il grado di precisione che io richiedo è impossibile che io riesca a applicarlo su me stessa, ecco, per una questione proprio di angolazioni e di posizioni che devi assumere durante il trattamento. A me piace moltissimo tutti i trattamenti di potenziamento della qualità della cute, quindi peeling, biorivitalizzazioni, ne vado matta, tant'è che quando la paziente entra in sala di iniezione dobbiamo fare dei trattamenti sulla skin quality. Proprio glielo dico, sei pronta a diventare più bella, dai che ci facciamo belle, perché lo so che effetto fanno, su di me e quindi sono carica anche quando devo sottoporre la paziente al trattamento. Poi vabbè, la tossina botulinica è un must, assolutamente, soprattutto se è fatta bene, vabbè, a me piacciono tutti i trattamenti filler, tutti.
Ascolta un attimo, pensavo, su di te ti è mai capitato, facendo appunto questo lavoro, quindi avendo la possibilità di essere a stretto contatto con filler, botox, eccetera, di esagerare o di non aspettare i giusti tempi? Ma su di me dici? Esatto. No. No? Sei sempre stata... Ah no, aspetta, fammici pensare un attimo. Allora, il percorso più tortuoso è stato il trattamento di filler labbra, perché mi ero sottoposta a un trattamento di filler labbra eseguito da una collega, non mi piaceva, lo avevo dissolto, reiniettato, ridissolto di nuovo. Dai. Quindi io capisco tantissimo le pazienti che si devono stopporre agli ialluronidasi. Fintato che non ho trovato il mio, tra virgolette, medico estetico che esegue il trattamento di filler labbra su di me. E da lì ho proprio tanto preso consapevolezza su quanto sia una tecnica estremamente operatore dipendente. Non esiste vado a farmi il trattamento di filler labbra non è come andare a farsi le unghie, cioè no, oddio, vabbè, anche nelle unghie c'è tanto operatore dipendente, però il trattamento filler labbra è molto dipende tantissimo dalla tecnica iniettiva e dalla mano dell'operatore, sì. Cosa ne pensi del futuro della medicina estetica? Ad oggi è andata in evoluzione, Sì. Ti volevo anche chiedere se per te ad oggi è una moda. Oddio, bella domanda questa. Allora, se sei in evoluzione, sì, si sta sempre più andando su una medicina estetica non invasiva in realtà. Cioè il trend è sempre più una medicina estetica impercettibile, che rispetti la naturalezza. Accendo il televisore non sembrerebbe così, ma in realtà è così. Infatti ti stavo per dire, il tuo Sì. o quello mondiale? No, secondo me la tendenza generale è quella, perché la richiesta delle pazienti è quella. La paziente ideale, cioè la paziente tipo non ideale, vuole un trattamento che porti efficacia con un minimo downtime, quindi con un minimo tempo di guarigione. Ed è anche la ragione per il quale la tendenza generale è che le pazienti si stiano spostando dalla chirurgia plastica alla medicina estetica e stiano sempre più facendo ricorso alla medicina estetica, perché la chirurgia plastica comunque comporta un downtime importante, così come anche magari una spesa iniziale importante. Quindi adesso che c'è la medicina estetica, soprattutto la medicina estetica non invasiva, c'è stato questa sorta di flusso di interesse verso questa disciplina che è molto diversa ovviamente dalla chirurgia plastica, e anche la medicina estetica in sé sta diventando sempre più raffinata, sta diventando sempre più elegante a mio avviso. Quindi vediamo un futuro più naturale, più natural. Sì, secondo me la tendenza è quella, poi non so se sono io che sono prosciuttato. No, non lo so, io voglio pensarla come te, anche perché dai, è vero, sì, l'effetto diciamo finto sta un po' passando. Sì, soprattutto in Italia. Ecco. Poi Dipende da paese a paese. Da paese a paese, ci sono Ecco. delle nazioni tipo la Gran Bretagna dove Dimmi un ci po', vanno giù pesante con la medicina estetica, cioè la normalità, il labbro enorme, il profilo mandibolare iper mega quindi un medico strutturato, in quel zigomoni. caso, un medico con il tuo ideale non potrebbe lavorare in Gran Bretagna, no? O Per una nicchia di pazienti, si lavora sempre per una nicchia di pazienti fondamentalmente. Quando si fa la medicina estetica ti rivolgi sempre a un gruppo di persone, mai alla popolazione generale, anche perché il tuo stile non necessariamente può piacere a tutti. Quindi eventualmente in Gran Bretagna avrei la mia nicchia di pazienti che vuole un trattamento naturale. mi hai risposto alla domanda, è una moda? L'ho evitato. Vai, perché bevi un po' di acqua. Allora, sto cercando di pensare il più possibile in maniera oggettiva, facendo riferimento alla mia esperienza. Nella mia esperienza no, cioè in quello che io vedo nelle mie pazienti non ricorrono alla medicina estetica per una questione di moda, però non escludo che possa essere così in altre realtà. Cioè della serie vado dal medico estetico ed è anche un modo per mostrarmi agli altri che vado dal medico estetico, che me lo possa permettere. Nelle mie pazienti questo non lo vedo, non lo percepisco. Quindi è anche un valore di autostima, nel senso vado dal medico estetico, Sì, assolutamente sì. Quello che io vedo maggiormente è questo, la ricerca di una maggiore sicurezza in se stesse. Per il 99% sana, non assolutamente patologica. C'è invece un mito che vorresti sfatare della medicina estetica, un qualcosa che proprio dici, ma perché la gente pensa a questo quando non è così? Che la medicina estetica sia necessariamente trasformativa,
che sia una branca dove necessariamente se ti affidi a un medico estetico ne esci completamente trasformato e che possa diventare un'addiction, cioè che possa diventare una dipendenza e un bisogno non sano. Questo sicuramente è un mito da sfatare. Si può avere un rapporto estremamente sano nei confronti del proprio corpo, nei confronti della medicina estetica, senza esagerare, assolutamente. Quindi cosa consigliereste ad una ragazza, ad una donna che non si è mai sottoposta e che è indecisa, non so che fare? Cosa le diresti? Di prendersi il suo tempo, di rivolgersi a un medico estetico quando si sente realmente sicura, pronta e serena, perché io posso dare il meglio di me, posso essere per te il punto di riferimento maggiore, però se tu sei comunque in uno stato di ansia e di insicurezza eccessiva e non sei pronta a fare quel passo, non lo facciamo, ci prendiamo più tempo, quindi non c'è fretta. Non c'è fretta, no, esatto. Invece per quanto riguarda gli uomini, no? C'è una buona percentuale di uomini che si sottopongono, che anche loro vogliono... No, l'uomo è impaurito. Davvero? Sì, perché secondo me c'è anche un fenomeno sociale che è più discriminatorio verso l'uomo. Cioè, se tu sei una donna e dici al tuo gruppo di amiche sono andata dal medico estetico, loro che bello, no? Cioè, sono contenta. L'uomo che dice al suo gruppo di amici sono andata dal medico estetico, gli dicono zio, ma cioè della serie tutto viene ok. esatto. Ci devi dire qualcosa. Sì, secondo me è stigmatizzato. Dai. Ancora per il maschietto, sì, non siamo Quindi tanto vicini. non hai nessun paziente? No, ne ho pazienti. Qualcuno c'è di uomini. coraggioso? Sì, ci sono degli uomini che un po' si fanno trascinare dalle loro mogli, compagne, e lo fanno anche solo Complicati. Sì, tant'è che io spendo un sacco di tempo in consulenza con gli uomini per chiedergli, ma fammi segno se sei... se c'è una violenza in questo momento, cioè, lo vuoi veramente fare, veramente tu intenzione fa? Cioè cerco di capire se ci sia un'eccessiva spinta da parte della compagna e della moglie, perché altrimenti mi rifiuto di eseguire il trattamento. Però ci sono una certa quota di uomini. E che trattamento fai su di loro? Cosa richiedono? Richiedono tantissimo la tossina boturinica e l'armonizzazione del profilo mandibolare. Ecco. Quindi diciamo che strettamente con me non sono tantissimo nel mio target, perché io eseguo tanto zigomi, filler labbra, skin quality. All'uomo tendenzialmente non frega della skin quality. Cioè, cos'è la skin quality, scusa? Qualità della cute. Ok, perdonami. Adesso stavo... Cioè, la skincare media dell'uomo è tipo lo svelto per lavare i piatti, esatto, cioè figurati di rivitalizzazione. Però c'è la branca del profilo mandibolare e del rhino filler che nel nostro studio sta comunque esplodendo, che si rivolge tanto anche agli uomini, perché anche un naso armonizzato, un profilo mandibolare potenziato può far stare molto bene. Però l'uomo è molto... cioè la politica di privacy del mio studio, in cui le pazienti o i pazienti non si incontrano tra di loro, è fantastico per loro, perché hanno il terrore di incontrare delle persone, quindi... si vergognano quasi. Sì, secondo me sì. Secondo me sì. Invece tu tendi spesso a pubblicare anche dei risultati, quindi qualcuna vuole tranquillamente mostrarsi, non ha nessun problema, sì. È una cosa che tu chiedi o chiedono? Ok. No, assolutamente sì, chiedo proprio esplicitamente, solo ed esclusivamente se sei a tuo agio. Se non sei a tuo agio al riguardo non pubblichiamo, assolutamente, no, fondamentale. Okay. Volevo chiederti invece, adesso abbiamo un po' chiacchierato, come ti senti oggi, se oggi sei la Giulia che pensavi appena ti sei iscritta in medicina e che pensavi di voler aprire il tuo studio? Dimmi un po'. No, sono cambiata tanto da questo punto di vista, c'è stata una scoperta interiore importante, marcata. La differenza è che, allora, quando tu ti laurei in medicina sei fondamentalmente esaurito da un punto di vista emotivo e psicologico, cioè è difficile arrivare alla fine del percorso di medicina che se la sia spassata, cioè uno soffre quando studia medicina, quando senso di liberazione post laurea hai tutto il futuro, tutto uno spettro infinito di possibilità, e quindi sei in un certo senso disorientato, perché ti devi creare la tua identità professionale e ti devi conoscere per creare la tua identità professionale, cioè devi ammettere quelli che sono i tuoi reali desideri, quella che sia la tua reale vocazione. Quindi c'è stato per me il momento luttuoso in cui ho detto ok, voglio proprio fare il medico estetico, non
trascurerò nel senso tradizionale del termine le persone. Sono stata fedele a questa mia vocazione, a questa voce che mi sentivo dentro, e oggi posso dire di essere esattamente dove vorrei essere. Quindi se guardi la Giulia di prima e la Giulia di oggi, quale ti piace di più? Oggi? Sì, assolutamente sì. E invece se dovessi guardare Giulia tra 10 anni, come la vedi? Spero di riuscire a mantenere questa serenità che ho adesso, perché poi più il lavoro cresce, la richiesta aumenta, anche un po' la notorietà aumenta inevitabilmente. E ti poni sempre degli obiettivi più alti, hai tanto le aspettative del paziente, cioè la paziente non entra più che ti dice sai sono incuriosita, entra e ti dice è il sogno della mia vita fare il trattamento di filler labbra e solo tu mi puoi, cioè hai anche un carico, sì, che è da gestire. Sicuramente la mia direzione è sempre quella, cercare di offrire un migliore servizio possibile alle pazienti, quindi eventualmente ampliare la gamma di trattamenti che offro, sempre con personale specializzato in nuove tecniche, uno studio più bello. Sì, vorrei uno studio più bello. È bellissimo bello. Già quello che hai, no? Sì, e mi piace tanto. Cavolo. È la mia casa fondamentalmente. Però vorrei qualcosa ancora più boutique, ancora più esclusivo. Cioè le voglio far sentire coccolate le mie pazienti, anche da questo punto di vista. Più di quanto lo siano già ora. Sì, di più, non basta mai. E poi a livello personale ti posso dire, mi sveglio felice, quindi non lo so cos'altro potrei desiderare. Quindi questo? Sì, vorrei che continuasse questo. Con evoluzioni inaspettate, perché comunque le evoluzioni non le puoi preventivare, esatto. Ti succedono. Sì. E riesci a staccare una volta che tu torni a casa e a concederti alla tua vita e non pensare al lavoro? No. Non riesci? No, ti dico la sincera verità, no. E questo magari che ne dici se lo mettiamo tra 10 anni? La lista delle... No, ma io che temo che starà sempre bene. Però, allora, la verità ti devo dire... Io mi diverto proprio un sacco a fare quello che faccio, mi piace tanto, quindi non è un peso. No, non lo subisco tanto, perché comunque deriva sempre da una mia intenzione, da un mio desiderio, e quindi ad oggi non lo subisco, quello no, anzi. C'è una persona che ti ha sostenuto in tutto questo percorso e che è per te il tuo braccio destro? Allora, ti sorprenderò, ma io ho fatto tutto da sola. Dai. Sì. Completamente. Sono state sicuramente di grande sostegno le mie amiche, che hanno proprio tanto creduto in me, poi sicuramente anche i miei genitori, però la forza trainante e l'automotivazione l'ho sempre avuta io, cioè non riesco a riconoscere una persona esterna, un supporto, un braccio, un aiuto. Forse da ora in poi, forse dal 2023, riesco a riconoscere degli elementi importanti di aiuto, di supporto, però all'inizio, quando ho aperto il mio studio, la forza trainante ero io. Sì. Ed è questo che ti ha portato ad essere come sei oggi, anche i tuoi lati teneri, no? Sì, allora, perché ho fatto tanti sacrifici per riuscire ad arrivare dove sono adesso, quindi c'è anche forse una componente di felicità e di fierezza e di orgoglio. Una persona a me cara, che è la mia consulente aziendale, mi ha detto: tu hai un livello di automotivazione straordinario. Dai. Che è quello che ti permette di affrontare le avversità e le sfide proprio a testa alta, ed è qualcosa che ti appartiene ed è una tua caratteristica. E io non pensavo di averla questa cioè nel senso, non pensavi di avere niente praticamente, diciamo. No, ma figurati, io quando ho iniziato ho aperto il mio studio di medicina estetica dicevo: ma io voglio fare il mio, lo voglio fare molto bene, nel meglio delle mie possibilità, lavorerò sempre da sola, nel senso non avevo un sogno in grande. Io dicevo progetti, no? Ma io dicevo: tanto sto facendo quello che mi piace, sono felice, l'importante è che mi paghi le bollette, l'affitto. Cioè io ragionavo così. Sto in linea con tutto. Sì. Poi diciamo che nel corso del tempo ho detto: oh cavoli, sono brava, non lo sapevo, cioè non l'ho acquisito nel corso del tempo questa. È una continua scoperta. Sì.
Noi chiudiamo questo fantastico podcast di oggi, questa chiacchierata bellissima. Ti volevo dire che sei fantastica, quest'outfit hai spaccato. Te lo volevo dire all'inizio, poi ho detto aspetto alla fine, dai, se no. Ti ringrazio per essere stata qui oggi e grazie per la chiacchierata, perché davvero abbiamo trattato tanti temi che sicuramente interesseranno e possono essere d'ascolto per tutti. Grazie Giulia, piacere, noi ci vediamo domani, devo venire da te domani.